sulle singole questioni, le singole partite, una partita decisiva come la rigenerazione territoriale. Tutti noi siamo stati testimoni in queste settimane di come per i nostri sindaci quello lì sia un pezzo decisivo per ridare vita a pezzi e a parti del loro territorio. Allora, su una partita così importante non siamo riusciti a pesare quando bisognava farlo. Allora, oggi con questa risoluzione diamo un messaggio di unità, diamo un messaggio forte, il governo in aula si è già impegnato in questo senso e quindi tutti confidiamo che questo impegno venga portato fino in fondo. Ma siccome non è sicuramente né l'ultimo né il più grande dei bandi che vedranno la luce nei prossimi mesi e nei prossimi anni sul fronte del recovery, questo è un punto cruciale che non ci possiamo dimenticare, cioè com'è che il Veneto fa squadra e riesce a pesare al di là dell'aspetto rivendicazionistico nei confronti di Roma. Sicuramente non come abbiamo fatto in questi mesi. Oggi parte un messaggio diverso, cioè parte un messaggio di unità da parte di questo Consiglio e da parte nostra, come dicevo prima, c'è l'appoggio nei confronti di questa istanza. Grazie.